Attenzione, ecco, proprio così, va messo in questo modo. Questa è la parte importante del quadro. Ognuno che l'ha avuto negli anni l'ha firmato sul retro. Qua, questo quadro, il primo a vincere è stato Doris Dussine Doltano 2008. Ok? Quest'anno Andrea ce l'ha avuto a casa per un anno e l'ha onorato, l'ha messo nel salotto di casa. Attenzione perché l'ha messo nel salotto, c'è da dire che Andrea Bortoli l'anno scorso ha raddoppiato il suo premio assicurativo perché sapeva che aveva in casa questo qua. Quindi attenzione, chi lo porta a casa è anche un costo a tutti gli effetti, però è un onore averlo a casa. Se uno vince il quadro non può non iscriversi al gruppo sportivo, è automatico che deve farlo e l'anno prossimo deve riportarlo in lotteria, ok? Allora prova a girarlo. Allora, ricordiamo che questo quadro può essere messo così ma anche così, ok? Qui vediamo un gabbiano che sta annegando nel mare, se lo giriamo vediamo un gabbiano che sta volando in cielo. Quindi capite l'importanza di questo quadro, sapete che le opere d'arte vanno spiegate, perché sono opere d'arte che vanno migliaia di euro, che però se uno non le capisce allora va spiegata questa opera d'arte. Attenzione, questo pezzo di scotch che c'è qua dentro non è un difetto, l'autore ha pensato di metterlo là appositamente per dare più importanza al quadro. Ok? L'ho spiegato bene? Ah sì, ogni 2 mesi bisogna girarlo, se no l'acqua va tutta su, ok? Allora, questo quadro, adesso abbiamo spiegato l'importanza e l'interesse di questo quadro, quindi sono sicuro che chi lo vincerà comincia già a tremare adesso. Sette! 5! 0! 7-5-0! 7-5-0! Vediamo chi vince il quadro quest'anno! Grande! Grande onore!